Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Okay, folks, this is a special occasion tonight. I would like to have you help me out with something if you would. This is Chad Wackerman's 28th birthday. Do you think I could get you to help me sing happy birthday to Chad? Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Chazzy. Happy birthday to you. It's hot. Now, just to tell you what is going to happen during this part of the show, the Long Island Ballet Company will make a brief appearance during the first number. They've been rehearsing quite a bit for this appearance. We're going to play Packard Goose, and in the middle of it, we're going to insert the Royal March from L'Histoire du Soldat by Stravinsky. And so the Long Island Ballet Company will come out and dance to that. And we have to keep the show moving, so we won't stop, but just, clap for them when they go off. They'll appreciate it a lot. Buonasera a te, la linea. Oh, buonasera a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom, il Dime in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1094 di oggi, venerdì 5 di dicembre dell'anno del Signore 2025. Lorenzo Viviani, certe volte quando comincia sto programma pare la taverna di Pallavicino, una volta manca l'acqua e una volta manca il vino. Ecco, stavolta manca Lorenzo Viviani, che è ingarbugliato in non so quale accrocco spazio-temporale, dal quale prima o poi riemergerà, per cui avremo modo di recuperarlo cammin facendo. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online, dove ci sono i Liberamente, il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659 se avete voglia di intervenire e dire la vostra, oppure 0292947222. Il telefono è già aperto per tutti voi. Allora, bella gente, è venerdì, ce l'abbiamo fatta ad arrivare a questo venerdì, ora è davanti a noi un lungo weekend che avremo naturalmente 6, 7 e l'8, l'Immacolata Concezione, sarà anch'essa giornata di festa e dunque di riposo. Poi con Zoom ci ritroveremo martedì 9 alle ore 18:05 trattabili. Noi però in questa edizione del venerdì, lo sapete, siamo sempre in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente. Prima però di arrivare a questo, tra l'altro alle 18:15 nella seconda parte avremo con noi Marco Campomenosi da Bruxelles, vedremo che cosa succede da quelle parti. Già questa settimana avete ascoltato un Qui Europarlamento, un'intervista realizzata con l'onorevole Raffaele Stancanelli, che in quel dell'Europarlamento fa parte della Commissione Agricoltura. Sapete che questa settimana le principali organizzazioni di categoria sono andate in quel di Bruxelles a far sentire la loro voce in merito alla PAC, la politica agricola comune europea, e quindi i fondi e i sussidi per i nostri agricoltori, che vengono sempre più ridotti, che vengono sempre più gestiti in una maniera non adeguata ai loro bisogni, e tutto questo mentre l'Unione Europea si accorda col Mercosur, con i paesi del mondo latinoamericano, per far arrivare i loro prodotti, che spesso e volentieri delle normative europee nemmeno sospettano l'esistenza, perché da quelle parti chiaramente
le norme europee non arrivano e quindi non sono tenuti a rispettarle. Compri, visto che bel regalino e che bel vantaggio da questo accordo con il Mercosur. Oltre a ciò, noi diamo un'occhiata prima di addentrarci nella rassegna stampa agricola, diamo un'occhiata anche alle ultime notizie. Siamo sull'ANSA, il messaggio da parte di Trump: gli USA, l'Europa prende il controllo della NATO entro il 2027. Lo hanno riferito fonti informate alla Reuters, messaggio del presidente americano alle delegazioni europee attraverso il Pentagono. Ancora la giovane ritrovata, l'amico di Tatiana Tramacere, la nostra avventura di comune accordo, lei a casa sta bene. Tra l'altro ieri sera, permettetemi, ho notato notevoli figure magre, per non dire da cioccolatai, di molte testate italiane che lì per lì hanno dato per morta la povera Tatiana. Alle 21:13 di ieri sera c'erano fior di giornali, non dirò i nomi per carità di patria e permettetemi per solidarietà di categoria, che la davano per tranquillamente andata all'altro mondo, morta e defunta. E in realtà stava benissimo, come ha scritto l'ANSA e come ha informato correttamente il TG1. Questo perché magari basta pensarci un attimo prima di fare la corsa a dare la cattiva notizia per avere qualche botto di click in più. Tensione nei cieli, droni sorvolano una base nucleare in Francia, interviene l'artiglieria. Lutto nella musica, addio a Sandro Giacobbe, il cantante di Signora Mia aveva 75 anni. La riforma dell'edilizia, ecco tutte le novità, e poi il sempiterno caso Garlasco, il DNA compatibile con Sempio, ma il risultato non è affidabile. Così la perizia depositata sul delitto di Chiara Poggi, il nodo del valore scientifico. Qualche notiziola dalla BBC per l'estero: Netflix si comprerà la Warner Bros. E i suoi servizi di streaming per la bella cifretta di 72 miliardi di dollari, che sono più o meno una settantina di miliardi di euro. Questo accordo significa che Netflix prenderà anche la proprietà di tutte le franchises incluse della Warner Bros., incluse Harry Potter e Game of Thrones. Bene, adesso noi andiamo a vedere invece un po' di rassegna stampa. A proposito, che cafone che sono, Natalia, mia cara Natalia, buon lavoro e ben trovata. Ecco, che ancora una volta arriviamo in fondo a questa settimana e naturalmente è venerdì sera per tutti e quindi buon venerdì sera e buon lavoro anche a te. Scusami un attimo, ma se permettete un minimo di cortesia in questa società veramente riminchionita, immalinconita e maleducata. Sapete, stamattina sono andato a fare una spesa dell'ultimo minuto, no, ero uscito a fare alcune commissioni, parlo al telefono con mia moglie: "Guarda, c'è da prendere questa cosa". Vado al supermercato, entro, arrivo, metto le mie cose sul nastro, saluto la cassiera come sempre. Dietro di me c'era un signore, tra l'altro coi capelli bianchi, metto il separatore. Questo tizio non dice né "ai", né "bai", né "grazie", né "prego", niente, zitto, muto, con 'sto faccia ingrugnata. Pago, saluto la cassiera, faccio per avviarmi lentamente con il mio bravo sacchetto di plastica biodegradabile. Alle mie spalle, guardo la scena, l'anziano signore comincia a posare le cose, la cassiera gli dice: "Buongiorno", quello manco se ne dà per inteso. Mi chiedo: ma perché siamo diventati questa società così orrenda, veramente, nella quale non c'è più neanche la non dico la bontà, ma anche, come possiamo dire, la leggerezza, ecco, lo possiamo dire, sì, la leggerezza di dare un saluto a una persona, dire buongiorno, buonasera. Bah, vabbè. Va bene, andiamo a vedere adesso la rassegna stampa invece del settore agricolo, perché, cari miei consumatori, diciamo che in questa trasmissione cerchiamo di darvi una mano a essere dei consumatori informati, e quindi un consumatore informato è un consumatore che fa paura
a qualunque sistema di grande distribuzione organizzata o quello che volete voi. Bene, dal Sole 24 Ore di ieri, 4 di dicembre, la situazione si mette male per quanto riguarda il latte. Noi spesso abbiamo raccontato qui in trasmissione la questione latte. Sentite un po'. L'allarme degli allevatori, prezzo del latte crollato a 47 centesimi e 90 il litro. La CIA, soltanto in Lombardia da gennaio si rischia la disdetta dei contratti per 5.000 quintali di prodotto. Pensate quanto latte non servirà più a niente, non verrà prodotto. Cioè 5.000 tonnellate in meno di latte italiano che non arriveranno sugli scaffali del supermercato, sugli scaffali del vostro negozio. Scrive la collega Micaela Cappellini, gli allevatori italiani sono in allarme, il prezzo del latte sta crollando, lo scrive sul Sole 24 Ore. Se a luglio le quotazioni spot erano di 68,3 centesimi al litro, a novembre sono precipitati a 47,9. La causa di questa discesa vertiginosa è un eccesso della produzione che è stato registrato in Italia, ma soprattutto in Europa. Tra agosto e settembre la produzione nazionale di latte è aumentata del 2%, quella tedesca del 5%, quella francese del 6%, quella olandese del 7%. E la legge della domanda offerta parla chiaro. Con troppo prodotto sul mercato, i prezzi di vendita diminuiscono. La preoccupazione più grande tra le file degli allevatori riguarda però i prossimi contratti di fornitura alle industrie di trasformazione, quelli che cominceranno a partire dal 1 gennaio 2026. Le associazioni del settore temono che fino al 10% di tutti quelli disdettati rischino di non venir più rinnovati. Per questo, lunedì scorso, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha convocato tutti gli attori della filiera, agricoltori e industriali, attorno a un tavolo che è stato aggiornato alla prossima settimana alla ricerca tutti insieme di una soluzione a un momento di difficoltà del comparto. La dinamica evidenzia un mercato fuori controllo, schiacciato da eccessi di offerta e fenomeni speculativi che stanno erodendo la redditività delle aziende agricole, sostiene la CIA Agricoltori. A questo si somma la questione del latte sfrattato dal 1 gennaio del 2026, una vera bomba a orologeria per le aziende. Nelle principali regioni produttrici si prevedono disdette contrattuali per grandi quantità di prodotto e solo in Lombardia si parla di 5.000 quintali senza più destinazione. Pensate un po', senza più destinazione, cioè tutto latte che al massimo può finire dentro le fogne. Rendetevi conto, prodotto italiano. Al tavolo gli agricoltori chiedono un patto di filiera e la difesa del giusto prezzo. Confcooperative Fedagripesca propone un piano in 5 mosse che comprende tra gli altri punti il contingentamento del patrimonio bovino nazionale e l'innalzamento dei quantitativi di prodotto acquistati dal Ministero per essere destinati agli indigenti. Legacoop Agroalimentare chiede misure ad hoc per evitare le speculazioni nei primi 6 mesi del 26, quelli della rinegoziazione, oltre a interventi di natura promozionale verso l'estero. Copagri, infine, suggerisce di puntare sulla programmazione, a cominciare dalla convocazione periodica e frequente del tavolo latte, le cui attività erano ferme a marzo del 22. Latte, che rappresenta gli industriali della trasformazione, fanno sapere di aver offerto al ministro Lollobrigida e alle associazioni degli allevatori la propria disponibilità a trovare una soluzione per un problema, quello dell'eccessiva disponibilità di latte, che è percepito come comune. Direte voi, e io che cosa posso fare? Voi votate. No che dobbiamo aspettare le prossime elezioni. Voi fate le elezioni ogni volta in cui vi trovate davanti allo scaffale. Allora, io capisco che è bello comprare a 80 centesimi un litro di latte, perché tanto ve lo passa la grande distribuzione organizzata e di conseguenza, a maggior ragione, costa meno. Ma molto spesso non è latte italiano, molto spesso è latte che viene da varie parti dell'Unione Europea. Allora fate una bella cosa. Intanto comprate latte italiano, ma la cosa migliore, se mi posso permettere, ci sono tanti di quei bei caseifici in questo paese, da nord a sud. Fanno della mozzarella che è semplicemente straordinaria, fanno provole, fanno tanti di quei prodotti.
andate a fare spesa lì, compratevi il formaggio nei caseifici, compratevi le mozzarelle nei caseifici italiani, comprate il latte italiano, ve lo vendono, ci sono le varie centrali del latte, i vari consorzi e così via, non è necessario andare solo al supermercato. Per esempio, qua in piazza a Castano Primo, davanti alle scuole elementari, c'è un distributore automatico, tu ci metti i soldi, metti sotto una bella bottiglia da 1 litro e ti dà il latte munto dalle vacche. Poi lo devi bollire perché naturalmente non è pastorizzato, però è il latte italiano. Comprate, cioè ricordatevelo voi quando state scegliendo davanti allo scaffale, state votando, per cui votate bene, votate italiano. Questo lo possiamo dire tranquillamente, votate italiano, che gli agricoltori italiani, gli allevatori italiani vi ringrazieranno, soprattutto gli allevatori, perché ultimamente contro il mondo di chi alleva si è scatenata una battaglia politically correct e green, oltranzista e fanatica, che li vede come colpevoli di qualunque nequizia, colpevoli di inquinare il mondo perché la vacca rutta e scorreggia e quindi è la vacca che produce l'effetto serra e moriremo tutti per le scorregge delle vacche. Ecco, chi vi dice questo vi sta dicendo una puttanata. Una puttanata. Perché la zootecnia credo che incida forse per lo 0 e non so quanto sull'inquinamento di questo paese, provate a pensare a livello mondiale. Ecco, mi raccomando, votate bene quando vi trovate davanti allo scaffale. Andiamo avanti a dare un'altra occhiatina alla rassegna stampa. Nel frattempo i forestali sono contenti perché l'Asca News informa che è stata raggiunta l'intesa per il rinnovo del loro contratto di lavoro, lo annuncia tra l'altro Confcooperative Fedagripesca, annuncia il raggiungimento, un momento che è arrivato Lorenzo Viviani, aspettate che lo aggiungiamo subito, eccolo qua, Lorenzo, un momento che il macchinario qua ha bisogno di darsi una svegliata, pronto, vediamo un po' se c'è, se arriva. Lorenzo, din don, palesati. È muto. Ah, eccolo, eccoti qua. Ci sei? Ci sono, mi sentite? Mi sentite Sì, bene? perfetto. Sì, più o meno Oh, bene, dai. Cioè, più o meno scusami. bene. Ti ho abbandonato. Scusami, io ho abbandonato. cominciato la trasmissione con Happy Birthday Chad del 1988. Ma dimmi te. Allora, devo confessarvi, sono alla fiera, anzi invito chi è in zona, ora non faccio fare lunghi viaggi, però c'è una bella fiera sull'agroalimentare qua alla Spezia con dei produttori vitivinicoli delle Cinque Terre, quindi mi sono infervorato, dato che sapete che svolgo questa attività nelle Cinque Terre e allora sono messo a parlare di vino, di Buria Secco. Bello che prima di iniziare questo convegno ho detto mi raccomando che ho la radio da fare, mi raccomando non stiamo andare lunghi perché ho iniziato alle 5:10, ho detto proprio 5 minuti poi scappo via. Mi hanno dovuto cacciare a pedate perché mi sono messo a parlare di vino, sto diventando, non so se è un po' la vecchiaia, sto diventando logorroico, caro amico mio, o sono troppo appassionato dei temi che tratto, ho cominciato a fare, sai, proprio questi comizi, e di qua, e di là, e di su, e di giù, e alla fine mi hanno dovuto col taser, darmi un colpetto di taser per farmi andare via. E vabbè, senti, quando uno ha passione per una determinata cosa, le lancette dell'orologio non valgono più. Detto ciò, però, io ho cominciato la trasmissione. Allora, intanto rinnoviamo gli auguri di buon compleanno a questo individuo qui. Grazie. Ecco, che giorno 3 ne ha fatti 43, pensate. 43, il giorno 3, bravo. 43, io avevo detto 42, ma sono 43, ebbene sì. 43. Abbiamo 2 anni di differenza. Di che anno siete? Del 1980. Anche se sembreresti del 1960, almeno 20 anni di più, ma non diciamo come tuo modus operandi, non diciamo essere ritratto dalla giovinezza, ma hai questo diciamo amore per il mondo analogico così spietato che sembri quasi venendo e poi citi sempre cose del passato, quindi sembra proprio e le citi anche
come cose vissute, quindi alla fine dei conti io ti do 20 anni di più a livello intellettuale, Bene. quindi insomma ti faccio un complimento. Insomma. Sempre per la questione analogica, ti è arrivata la Eh. lettera che t'ho spedito? Lo sai che no, secondo me faccio un richiamo formale a Poste Italiane perché non mi è arrivata la lettera di Antonino. Non mi è Vabbè, arrivata. va. È arrivato o no? No, non mi è arrivata. Vabbè, Non mi è poi ti arrivata. passo il file a sto punto e vaffanculo. Va bene, Cioè, va bene. no, ma rendetevi conto, allora, le persone normali, dovete sapere una cosa, quando io scendo giù per strada, no, fuori c'è la cassetta postale, io infilo un dito, do una sbirciata dentro, non c'è nulla, bene, prendo le chiavi dell'Alfa, vado, esco, faccio quello che devo fare. Lui, pensate, quest'uomo, quando esce di casa, non mette mai un dito nella cassetta postale, non la verifica mai. Non Cioè, ce l'ho proprio come... Non ce l'ho. io Infatti sono molte volte mi è un arrivano... uomo che vive di email. No, ma sai che mi arrivano? Vabbè, a parte tutto che adesso i nostri radioascoltatori magari insomma saranno affezionati come te al fatto delle lettere, però devo dire la verità, la maggior parte delle volte. Infatti devo dire la verità che tante cose che mi vengono recapitate con le poste, tipo una multa che mi è arrivata dalla Francia, l'ho vista che ho dovuto pagare anche di più, perché quest'anno mi sono preso un Velox in Francia, tra parentesi, queste cose fantastiche, tipo 50 all'ora o 52 in autostrada, si vede che c'erano dei lavori, preso proprio di pochissimo, perché io sono attentissimo a queste cose, e vedendola e non andando a vedere nella cassetta delle lettere, invece di pagarla prima, che la pagavo prima, perché lì la raccomandata si vede, poi magari la potevo contestare, sai, non ti è arrivata con la raccomandata e tutto, però alla fine non la sono pagata di più. Quindi il metodo Antonino di guardare, sbirciare ogni giorno, forse alla fine ti fa guadagnare anche qualcosa, così paghi meno le multe. Almeno quello, scusa, che cacchio. Comunque 17:58 minuti, te io vorrei sapere, senza di me cosa hai fatto? Hai cazzeggiato tutto il tempo? No, io ho dato una notizia dalla rassegna stampa a proposito del prezzo del latte che non aiuta i nostri produttori, anche perché c'è un surplus quest'estate, c'è stato un surplus di produzione nel resto dell'Europa. Noi abbiamo prodotto il 2% in più, i francesi il 6% in più, i crocchi il 5%. Ovvio che poi c'è tanto latte e il prezzo non aiuta, ma questo significa che la bellezza di 5.000 contratti di fornitura alle varie aziende, caseifici, consorzi, pensate per esempio il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano e così via, ecco, 5.000 di questi contratti forse non saranno rinnovati, quindi tutto latte che finirà nella fogna. E pensa che tu parli comunque sia di un settore già dove viene pagato più il latte, perché comunque ha, diciamo, delle tutele, chiamiamole così, maggiori, comunque è un mercato diverso. Comunque è il paradosso, poi lasciamo la parola, andiamo a salutarci, ci risentiamo dopo, spoilerandovi che avremo Marco Campomenosi e parleremo di Mercosur, quindi parleremo di commercio internazionale e riguarda anche il settore agricolo, naturalmente, perché poi le ripercussioni ce le anche sul settore dell'agroalimentare, però è assurdo, Antonino, passa il tempo, ci conosciamo, invecchiamo, dato che ho fatto gli anni, diciamo, pochi giorni fa, e parliamo sempre delle solite cose, dei soliti problemi. È vero. Proprio dannazione. Su queste cose qua è una cosa che mi avvilisce tutto il tempo, perché parliamo sempre dei problemi e di questi settori, di queste persone, ad esempio gli allevatori, e poi mi taccio, che continuano a vivere, continuano avanti, sempre navigando con i problemi, andando avanti, solamente, ve lo dico chiaramente, lo dico da imprenditore, da ex imprenditore, no, da ex pescatore, solamente perché la tua vita, perché lo fai, perché ti piace, perché l'hanno costruito i tuoi genitori, perché ti hanno lasciato, magari era il padre di tuo padre che ha iniziato a farlo, quindi ai dipendenti, continui a navigare nei problemi, ed è veramente la cosa che mi avvilisce tutte le volte quando leggo questi articoli. Ma adesso vi lasciamo liberamente con il direttore responsabile Giovanni Saldusti e noi ci sentiamo subito dopo. Ciao! Avete ascoltato Chilometro Zero.